Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match che apriamo questa sera, Ermanno, con la notizia che è giunta da poco in redazione della scomparsa dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sapevamo che era ricoverato in condizioni critiche già da alcuni giorni in una clinica romana. Purtroppo questa sera appunto il decesso. Sì, purtroppo dobbiamo dare questa brutta notizia. È un personaggio che ha praticamente percorso buona parte della Prima Repubblica e poi fino ad oggi, e per tempo abbiamo cercato di anticipare purtroppo questa scomparsa con un pezzo che dedichiamo ai nostri telespettatori, che percorre un po' la vita di questo grande politico italiano e che adesso lo facciamo vedere. Certo. E poi lo commenteremo assieme a un nostro ospite. Certo, il servizio di Francesco Cocchiglia. Si è spento a Roma l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Aveva da poco compiuto 98 anni ed era ricoverato da tempo in una clinica romana in condizioni critiche che si sono aggravate nelle ultime ore portandolo alla morte. Una persona che ha scritto la storia del paese e della politica italiana, il Presidente emerito. Nato a Napoli nel 1925, dopo i primi anni di collaborazione col gruppo universitario fascista napoletano, era passato nel 1944 al Partito Comunista, diventandone segretario a Napoli e a Caserta. Eletto deputato nel 1953, rimase in Parlamento quasi ininterrottamente per 40 anni, fino al 1996. Fu tra i primi socialisti moderati a rompere il fronte popolare e ad andare incontro al governo con la DC, e fu uno dei collegamenti tra il partito, come responsabile per l'economia e i sindacati, e il governo Andreotti negli anni del compromesso storico. Nel solco di Giorgio Amendola ereditò la visione socialdemocratica del PC, criticò Solzhenitsyn definendone aberranti i giudizi, criticò l'Unione Sovietica condannando l'invasione dell'Afghanistan, tanto da venire addirittura definito il suo comunista preferito, niente meno che dal segretario di Stato americano Henry Kissinger. Dagli anni 90, prima Presidente della Camera, poi Ministro dell'Interno nel primo governo Prodi, quindi europarlamentare fino al 2004. Poi dal 2006 Capo dello Stato, primo comunista al Quirinale di sempre ed eletto alla quarta votazione 11° Presidente della Repubblica Italiana. Un ruolo che non fu semplice, fu proprio lui a nominare Mario Monti al posto del dimissionario Berlusconi, travolto dalla crisi economica del 2011, e ad accettare persino una seconda elezione al Colle nel 2013, primissima volta nella storia che questo accadde, visto lo stallo politico al termine delle elezioni. Diede il via al governo di larghe intese di Letta e vinse anche il ribaltone di Renzi, per rassegnare poi le dimissioni nel 2015 dalla presidenza. Ma negli anni fece anche discutere la politica, accusato di un'eccessiva accondiscendenza verso Berlusconi, di aver promulgato leggi controverse come il legittimo impedimento e il lodo Alfano, persino per quelle intercettazioni con l'ex ministro Mancino nell'ambito della trattativa Stato-mafia che sollevarono un polverone e il conflitto di attribuzione tra il Quirinale e la Procura di Palermo. Un personaggio, comunque lo si voglia ricordare, che ha attraversato il secolo breve e che ne ha segnato un solco nella storia politica del nostro Paese. Sicuramente è stato un grande politico in un momento della guerra fredda, in cui naturalmente le due grandi potenze si scontravano, e seppe anche mantenere uno certo equilibrio, non sempre ovviamente, ma poi caduto il sistema sovietico, si reintegrò nel mondo della democrazia e diede dei risultati positivi. Ovviamente nessuno è infallibile, ha fatto anche lui i suoi errori, ma erano errori della Prima Repubblica che ricadevano poi successivamente sulla Seconda. Abbiamo con noi il professor Zanella, che se vuole esprimere un concetto da storico di questo personaggio sarebbe gradito per i nostri telespettatori. Beh, le prime impressioni che mi vengono è cordoglio e riconoscenza. Un uomo che aveva già fatto i bagagli per andare via dopo la prima elezione a Presidente della Repubblica e che fu invitato a rimanere. E lui ha detto: io sono qui dopo una stagione di omissioni e di guasti. Si rendeva conto che il Paese aveva ancora bisogno della sua esperienza, una lunga esperienza italiana ed europea.
ed è interessante che è un comunista che fa autocritica, è un comunista che ha il coraggio appunto di fare autocritica. Antonio Polito sul Corriere della Sera sta commentando e commenta con una parafrasi molto bella dove dice: è un uomo dal sangue freddo in un paese dal sangue caldo. Bello. E ricordiamo che lui andò in America grazie all'intervento di Andreotti, perché naturalmente a quell'epoca un comunista non poteva andare in America perché non gli davano il visto. Andreotti intervenne con l'ambasciata americana e anche col governo americano, gli fu dato e lui andò in America e aprì un dialogo anche con gli Stati Uniti, che era naturalmente un momento in cui era importante ricreare un equilibrio che si era, diciamo, che era marcito in tutti gli anni della guerra fredda, che non era più necessario e quindi bisognava fare un passo avanti. Questo passo avanti l'ha fatto appunto Giorgio Napolitano, a cui dobbiamo un certo equilibrio politico, come lo dobbiamo a molti altri politici della Prima Repubblica. Grazie, certo, grazie. Un protagonista. E adesso a questo punto andiamo un attimo in pubblicità, mi dicono dalla regia, esatto. E dopo ritorneremo invece con gli argomenti di questa sera. Li presentiamo tra poco. Grazie.